Nella splendida cornice della chiesa del Santissimo Rosario di Favara, il gruppo Armonico Incontri, diretto dal maestro Graziella Fazzi, ha eseguito il concerto corale Ecce Homo. Nella chiesa barocca, oltre ai tradizionali canti della Passione di Cristo, come lo Stabat Mater, magistralmente eseguito dalle 20 voci sapientemente accordate dal direttore Fazzi e accompagnate dal piano elettrico e dal flauto traverso, spazio anche al raccoglimento e alla preghiera con letture e immagini. Tra il composto pubblico erano presenti anche l'arciprete di Favara Don Mimmo Zambito e il sindaco Rosario Manganella. È stata una bella emozione seguire questi canti in questo luogo nella Settimana Santa. È stata un'emozione straordinaria, anche perché questi canti sono stati inseriti in un momento di riflessione e di preghiera, proprio per riportare un po' al vero sapore della Settimana Santa, alle vere emozioni, alle vere sensazioni e vivere insieme, assieme agli altri e al gruppo, tutta la religiosità di questo momento. Poi avete girato in lungo e largo, ma che effetto vi fa esibirvi a Favara? È sempre un'emozione immensa offrire qualcosa al popolo che ci ha fatto nascere e che ha voluto anche questo coro. Quest'anno poi in maniera particolare abbiamo pensato di organizzare degli eventi particolari perché è un anno importante per noi, perché festeggiamo i nostri primi 15 anni e già la manifestazione di stasera è stato l'inizio di una serie di eventi importanti.